La costruzione elettromeccanica per Pellizzari Mario nasce oltre 40 anni fa da mio papà, è nato appunto come artigiano e operiamo nel settore dell'automazione industriale, quindi ci spostiamo nei vari settori, da quello del legno a quello alimentare e siamo specializzati soprattutto nelle opere di protezione idraulica, quindi apparecchiature che vanno a regolare e monitorare appunto i flussi d'acqua con grigliatori, paratoie eccetera. Negli ultimi 2 anni ci siamo rivolti a Confartigianato perché ci siamo accorti che ci serviva un sostegno nell'avvicinamento generazionale e quindi attraverso il consulente che ci ha accompagnato in questo percorso stiamo affrontando questo tema. Da uno studio fatto sul tema del passaggio generazionale si è visto che ben il 93% delle aziende si orienta verso un familiare e che se il passaggio generazionale viene pianificato, sostenuto e accompagnato, ha maggiori probabilità di successo e può garantire la continuità di impresa e il passaggio di saperi, competenze e patrimoni aziendali. Per questo Confartigianato Asolo Montebelluna ha assistito alla costruzioni elettromeccaniche Pellizzari Mario SAS con un lavoro specifico per il passaggio generazionale. L'obiettivo individuato era il graduale passaggio dell'azienda dal padre ai figli, sia per quanto riguarda le competenze che la proprietà. Sono stati fatti dei colloqui individuali da cui è emersa una progettualità specifica. Ho progettato 2 percorsi, il primo per uno dei figli, Stefano, allo scopo di effettuare un orientamento alla scelta di restare in azienda e per definire il suo ruolo e accrescere le competenze. L'altro, assieme al padre Mario e l'altro fratello Alessandro, che entrerà in azienda nel maggio del 2022, che prevedeva degli incontri periodici di monitoraggio delle attività decise a sostegno del passaggio e per la risoluzione di eventuali criticità. Ad oggi Stefano ha deciso di rimanere in azienda, è riuscito a definire il suo ruolo specifico, in particolare nell'ambito della gestione del personale, della gestione amministrativa e un miglioramento nel tema della gestione relazionale e ha maturato un ruolo distinto da quello del fratello. L'ultima fase del passaggio sarà effettuata nei prossimi mesi e avrà come oggetto la gestione dell'area commerciale. Il progetto si concluderà a maggio 2022 con l'entrata in azienda del fratello Alessandro. Direi che sta andando in maniera positiva, che tutto sommato vedo che c'è una continuazione della gestione aziendale in maniera serena e quindi non noto particolari problematiche, anzi mi sento tranquillo nel dire sia sotto l'aspetto commerciale, l'aspetto tecnico che l'aspetto operativo, l'azienda può continuare a procedere e magari anche con una continua crescita in senso tecnologico e di mercato.